Buonasera a tutti cari amici, Hildegarda e anche il Marietto veneziano sono qui. Bene Hilde, vuoi raccontare qualcosa ai nostri amici mentre spamo? Non ci vedevamo da un po', siamo stati assenti e presi da perturbazioni a livello salutare. Sì, perché siamo una passata di influenza quelle dritto e rovescio. Sì, di quelle. Infatti io porto la mascherina proprio per di quelle proprio come erano mancate. A me sono mancate altro che Covid, il Covid gli faceva un baffo. Influenze di quelle che non ce la fai neanche ad alzarti. Mi sono riappropriata del diritto alla malattia, è una cosa bellissima. Ci siamo sfogata una bella febbre 38. Esatto. Sì, sapete quelli di una volta, quelli che insomma... Esatto. Ma pensate il lusso di abbattere cellule tumorali, virali, batteriche, eccetera, con una bella febbre gratis. Il Covid faceva un baffo alla nostra febbre. Oh, che fai? Ci ascolti? Sei qua con noi o no? Ma allora, ridendo e scherzando, effettivamente ho dovuto recuperare un po' perché è stata veramente una bella sbattuta, ma insomma devo dire sono anche contenta perché io sono sempre stata una di quelle che ha difeso a spada tratta la febbre. Ci sono sempre stati gli interventisti, ma la febbre, io la tachipirina, questo e là, cioè tutti subito pronti a far sparire lo spauracchio, mentre invece la scuola igienica, l'igienismo insegna il valore della febbre come arma estremamente efficace di un'intelligenza straordinaria del nostro organismo. Il suo. Tutti hanno un organismo intelligente capace assolutamente di ripristinare la propria salute e i propri equilibri. Dovete immaginare che ogni volta che si alza la temperatura corporea è una scelta precisa, mirata dell'organismo di abbattere magari la proliferazione di alcune forme virali, batteriche, eccetera. Quindi laddove il nostro sistema immunitario, quindi i globuli bianchi, eccetera, non riuscissero da soli a compensare o contenere la proliferazione, la febbre compie un miracoloso ripristino e riequilibrio. Quindi mai intervenire, a meno che non si tratti veramente di una febbre superiore ai 38,5, che può arrecare danni cerebrali. In questo caso, se siamo in grado, con vecchi sistemi, frizioni fredde, fanghi e cose, cioè se siamo a conoscenza di antichi rimedi efficaci e li sappiamo applicare, bene, se no in quel caso non sono neanche una negazionista, cioè se c'è da utilizzare terapie o farmacologiche o comunque contenitive, io dove occorre sono sempre per la quale. Certo, però non sono il tipo che si impiccia di quello che fa il corpo, nel senso ho fiducia piena e totale che l'organismo sa come cavarsela se vogliamo che si rafforzi veramente. Quindi bene, detto questo pippone della Hilde, il pippone igienista io ho messo di nuovo la mia tuta da mucchetta perché domani abbiamo una consegna del latte di Amazon e io mi devo trovare. Ti porti avanti col lavoro. Noi abbiamo le Sibille, c'è Hilde con noi, abbiamo preso anche una scacchiera. Vuoi farvi vedere la scacchiera? Stiamo riscoprendo questo antico mezzo per poter... No, era un hobby da ragazzi. 50 anni fa, che quando si andava all'oratorio. Io ancora neanche ce li ho 50 anni, quindi e lei era in forma spirituale. Spirito. Sì, ma diciamo che abbiamo recuperato questo hobby, questo interesse. Io intorno ai 20-25 anni giocavo anche online, mi piaceva. Devo dire che non è che sono mai stata... Io mi ricordo che la prima volta che ho giocato online ho giocato con una signora di 80 anni che era di Hong Kong, no? Ma dai! Sì, che gliel'aveva regalata la scacchiera e l'internet del suo nipotino, aveva 80-84 anni, e lei giocava da Hong Kong, io dall'Europa, tra l'altro ho vinto, avevo 84 anni e quindi non era difficile, però voglio dire, online. E poi la seconda volta ho giocato con uno che aveva giù al Cairo un barettino, un bistrò, e andava nel retro e giocava. E anche lì... io con i bot.
No, ma non i bot, no, i bot non nel dello senso, Stato, i no, bot, i robot i che robot, giocavano no. con i vari livelli, sempre livello principiante, però a parte gli scherzi è un bellissimo passatempo Sì. intellettualoide, ma diciamo che rafforza la memoria, la strategia e aiuta a capire come in certi casi bisogna riflettere prima di agire. Quindi tutto esatto. sommato è un buon esercizio. Se avete dei ragazzi, metteteli sotto, così che imparino a riflettere, a non gettarsi distinto nelle cose, perché nella vita premia, paga chi riflette, chi si ferma un attimo prima di agire, reagire chi muove in modo con la Sì, testa, meno quindi 4-5 è una buona volte. palestra quella degli Infatti scatti. io perdo sempre, quindi. Non è vero. Bene, andiamo avanti, vedo che ci sono tanti amici che ci salutano, vedo Sì. che c'è il nostro Pierluca che ormai Buonasera è Pierluca, importantissimo. poi c'è un Facebook user, mannaggia, scrive ciao ma non sappiamo chi è, non perché sappiamo chi è questo Facebook user. Purtroppo se non autorizzano StreamYard, che molto velocemente spiego come fare, tutti amici di Facebook, se venite dal nostro gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, ricordatevi che prima di accedere nelle dirette Facebook, quindi nelle dirette che compaiono così come nei post, no, all'interno del nostro gruppo, dovete autorizzare StreamYard cliccando su www.streamyard.com/Facebook, lì nel post che vi invita alla diretta. Quindi prima di entrare nella diretta cliccate su quel link, autorizzate selezionando ulteriormente quel banner blu che si apre successivamente all'aver cliccato il link, quindi è una conferma dell'autorizzazione, dopodiché potrete entrare nella diretta e questa autorizzazione fino a revoca è permanente, quindi non dovrete rinnovarla di volta in volta e di conseguenza da questo momento in poi, da quando l'avrete concessa, vedremo sempre il vostro nome utente, così che vi possiamo salutare, vi possiamo rispondere alla vostra domanda, eccetera. Ma andiamo avanti. Buonasera Baldassarre, buonasera Angela, buonasera Valentina, buonasera Maurizio, bentrovati, è un piacere, scusa, mi dispiace che siano saltati 2 appuntamenti di recente, ma era impossibile connettere. Sì, era sull'asse. No, io non ho avuto quel tipo, io proprio non connettevo, non ce la facevo neanche ad alzarmi, è stata una cosa... Dall'asse? Dal letto. Dal letto, quello sei tu. Io sono sull'asse. Sì, l'asse è roba tua. Io ero sull'asse, lei io anche nella normalità col binocolo. Ho capito. Bene, allora diciamo le solite cose. Noi siamo sponsorizzati da Biventi. Esatto, il nostro simpaticissimo sponsor, è un ragazzo veramente in gamba, che fa talentuoso, che ha uno stile tutto suo particolare, soprattutto una grande cura e un'attenzione ai temi sociali, essendo lui stesso in prima persona coinvolto, e quindi ci tiene tantissimo e ci mette tutto il cuore. Se vi interessa saperne di più, lui ha anche un piccolo store online su Redbubble. Esatto. Nell'immagine sovraimpressione leggete, vedete superbottino96.redbubble.com, così andate diretti sul suo shop e vedete le tante simpatiche cose che vende, e tra l'altro ha anche disegnato lui questo piccolo sponsor. Ma glielo diciamo, no, che abbiamo anche affezionati del Perù. Sì, abbiamo scoperto negli ultimi 2 o 3 giorni che ci sono anche persone del Perù che ci seguono, ed è stata una cosa carinissima, perché sappiamo, grazie ai sottotitoli disponibili su YouTube, che anche da altre nazioni, pur non di lingua italiana, riescono a seguirci. Messico, Perù hanno usato il nostro shop online. La famiglia cresce. Ci siamo fatti conoscere il Perù, e infatti ha acquistato uno dei nostri migliori Best Buy, come si suol dire, ebook, no? Esatto, tra l'altro. Dopo ho detto, ma perché non porti qui il libro? Giusto, è giusto, perché da pochissimo l'editore, dopo, come si suol dire, il grande successo del primo libro di Hildegarda, noi abbiamo qui niente po' di meno, no?
che è il secondo volume, ma magari cartaceo. sarà meglio togliere questa immagine, Sì, altrimenti difficilmente togliamo questa immagine e vi riusciranno facciamo a vedere vedere. il secondo libro di Hildegard, dedicato al sottoscritto, giusto? In Sì, cui anche sì, il sì. sottoscritto ha dato una mano e che parla della Madonna dei Ghirli. Esatto, e spieghiamo tantissime tecniche e strategie di magia difensiva della tradizione ermetico-cabalistica, a cui aggiungiamo ovviamente l'applicazione di circuiti radionici. Costa 14 euro, 90 erotti pagine, facile da leggere, Esatto, motivante. ci sono anche operazioni ritualistiche, quindi diciamo che è il secondo passo che verso prosegue da introduzione alla magia radionica. Esatto, ormai ovviamente nei migliori bookstore e online anche si può acquistare dal Giardino dei Libri, su Amazon, un po' dappertutto dove potete, basta che digitate Hildegard, magia radionica. Chiaramente si tratta di un volume, di un libro per principianti, non sono tecniche per conoscitori o esperti avanzati o iniziati, perché chiaramente esistono tecniche estremamente più articolate, complesse, eccetera, però è un ottimo strumento per cominciare fin da subito a proteggervi dalle interferenze negative, sia tramite la radionica, sia tramite la magia ermetico-cabalistica e addirittura tramite questa nuova disciplina che abbiamo coniugato con l'applicazione della radionica magica. Quindi vi consigliamo, se siete amanti di questo genere, sì, poi probabilmente online lo trovano sempre con un piccolo sconto. Sì, pieno di anche circuiti, insomma, è un libretto che non può mancare nel bookstore, in una collezione di libri amanti di questo genere, quindi in futuro, tra l'altro, abbiamo poi in programma altri testi, la magia dei 7 colori, che è dedicata appunto alle Sefirot inferiori, lo sto lavorando, in cantiere c'è anche la magia collegata ai salmi, perché sono tantissime le persone che li amano e vorrebbero conoscere di più. Attualmente non esiste un unico testo che metta assieme tutto lo scibile legato all'applicazione magica dei salmi. Me ne sto occupando lentamente, qualche video l'ho già rilasciato sul mio canale YouTube, quindi andate, cercate e mi raccomando non perdetevi i nostri titoli che sono sempre così. E ci sostenete. Bene, adesso però andiamo avanti, perché questa volta direi di cominciare a rispondere. Diciamo che dal Perù hanno acquistato questo libro e abbiamo il nostro cavallo di battaglia, il ciondolo. Ragazzi, questo non ci stancheremo mai di dirlo, finché è disponibile, finché avete la possibilità in questo momento, finché i tempi esatto, anche perché alzano la bolletta corrente, quindi se oggi avete qualche euro che vi puzza in tasca, proteggetevi, acquistate questo ciondolo che viene ovviamente corredato di una piccola collanina di cortesia e arriva nel suo sacchettino. È un ciondolo estremamente importante sia per quello che sono i significati nascosti, intrinseci nei simboli del ciondolo stesso, quindi di tutto quello che è la tradizione ermetico-cabalistica, ma anche per la programmazione a cui è stato sottoposto. È programmato per la difesa, 9 livelli di difesa, da quella più fisica, quindi da malintenzionati, da persone che vogliono arrecarvi danno, fino ai livelli più sottili, quindi tenere lontano le persone anche che già hanno costituito con voi legami nocivi, parassitari, e via via sempre di più anche persone che possono attaccarvi occultamente, quindi la difesa è veramente ad ampio spettro e comunque ulteriormente programmabile se siete per esempio soggetti a ciclici incidenti stradali, per esempio, no? Perché può succedere che a causa della configurazione un po' dissonante di alcune costellazioni o di alcuni pianeti, magari ci siano soggetti che ricorrentemente abbiano dei problemi. Beh, in quel caso magari si possono aggiungere delle programmazioni di qualunque sia il tipo di problema che vorreste prevenire, ma non solo. Il ciondolo si occupa anche di riequilibrare i corpi sottili, ripulire i chakra, i meridiani, l'aura,
caricarvi di magnetismo vitale per il recupero dai momenti, appunto, vedete la mia passata, se sapeste quello che sono riuscita a fare nonostante 38 di febbre e facessi fatica ad alzarmi, sono riuscita a fare lo stesso, tutti i miei consulti, tutto il lavoro, quindi probabilmente da sola non ce l'avrei fatta, ma quello che vi voglio dire è che è un ciondolo veramente importante per tanti motivi, per la programmazione e per i simboli che sono incisi sul ciondolo, perché per i cabalisti quello è come dire, l'obiettivo a cui si mira, l'equilibrio e la perfezione del mondo a venire, fondato non più sul dualismo e quindi sulle due polarità, ma sul perfetto equilibrio del tripolare, quindi positivo, negativo, neutro. E questo, il perfezionamento è la vera scala di risalita ai regni spirituali superiori. Quindi sappiate che è un simbolo importantissimo e che veramente fino al 95 era inaccessibile alle persone. 1995? Sì, 1995 era del tutto inaccessibile. Inaccessibile. Forse da qualche parte, ma bisognava scavare in quelle librerie particolari di esoterismo, qua e là si sarà visto anche prima quel simbolo, ma per tantissimo tempo è stato proibito, diciamo così, la sua divulgazione. Quindi oggi il poterlo indossare non è nemmeno concesso a tutti, quindi se il vostro karma ve lo consentirà, sicuramente non ve lo farete mancare. Ok, adesso detto il pippone, andiamo con la prima domanda della nostra Angela. Ciao ragazzi, Luigi, 15 aprile 77, che intenzioni ha in amore con la mia amica Maria? Del 74. 11 agosto del 74. Vediamo. Allora, Angela, ci sei? Vediamo un po' se la nostra Angela c'è. O se la nostra Angela è andata. Vi ricordo come ha fatto Angela, dovete mettere nella domanda il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro, e se la domanda riguarda anche una seconda persona dovete mettere anche il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Bene, Angela allora, ha detto l'Angela c'è, quindi vediamo. allora facciamo una storia così, capiamo bene Angela, io ti faccio le domande, tu rispondi. Allora, Angela, c'è questo Luigi che non è un tuo spasimante, giusto? No, dice che è in amore con l'amica Maria, quindi che intenzioni ha verso di lei. Allora, quindi scusa, no, però parliamoci chiaro, dobbiamo capire, perché se salta fuori... È da tanto che si corteggiano, è da tanto che, Angela, ascoltami bene, primo, è da tanto che esatto, lui è impegnato, lei è libero, lei è impegnata, dobbiamo capire, perché se ci salta fuori la donna con i bambini, o è l'amica di sopra che porta giù il caffè, o potrebbe essere l'amante o la moglie. Spiegaci bene i dettagli di questo Luigi. Luigi, primo, è sposato? Secondo, la Maria è sposata? Terzo, uno dei due dei figli, Angela, sbottonati, lasciati andare, visto che fai una domanda gratuita, sfrutta tutte queste occasioni. Da poco sono liberi entrambi, ok. Ok, bene, bravo. E allora vediamo se lui... al toro, via. Vediamo se lui è brava, ben intenzionato nei confronti di Maria. Allora, vediamo se questa love story ha le gambe. Esatto. Se ha le gambe cammina, se no va Lourdes. Sì? Non so. Dici? Non so. Vediamo. Meggiugorje. Dai, va. Allora, non fatemi dire cosa penso, perché siamo in zona protetta. Beh, il taglio non è estremamente incoraggiante, ma potrebbe anche dire che a ridosso di vecchie ferite c'è un po' da capire, da mettere a fuoco un pochino, mettere a fuoco pochino. Mettere a fuoco è un eufemismo. La Ilde sta indorando la pillola, ma diciamo che la Maria, giusto, la signora Maria, è in attesa di una risposta, e la risposta, non dico che è una disgrazia, perché Marietto queste cose non le dice, però diciamo che la partenza sembra un po' il freno tirato. Ma potrebbe anche dire che magari sembra un disastro e chissà non lo è, o magari non sembra un disastro invece lo sarà. Esatto. Vediamo la stesa che ci incuriosisce, c'è un po' di pepe, un po' di pepe. Insomma, ma come è partita sta cosa? Allora, aspetta un po', perché questo Luis qui mi sembra un po'... Ragazzi, sto Luis qui...
Allora, Beh. guarda, io qui lo dico e qui lo ripeto lo nego. o lo nego? Non fategli vedere Luis questa stesa, perché insomma o alla tua amica, ma alla cardiospirina vicino. No, perché qua la situazione come la vedi? Ma allora partiamo in una situazione che sembra quasi rocambolesca, perché a ridosso di un qualcosa che si è chiuso, quindi può essere che sia Questa nato linea, mentre vedi? c'era già qualcosa in chiusura, quindi poi non se n'è fatto nulla perché sembrava che si dovesse sistemare qualche vecchia situazione, poi invece alla fine è andato tutto come doveva andare e adesso si stanno in qualche modo annusando, nel senso che si stanno frequentando, stanno prendendo le misure e c'è sicuramente una bella affinità chimica, chimica, sì, c'è un'alchimia, perché la tua amica effettivamente è un personaggio, non è una donna debole, è una donna di grande di carattere, di personalità, di qualità, insomma è un personaggio notevole, perché si vede qui che... Quindi se proprio guardiamo le intenzioni, non è che proprio ne è convintissimo, forse perché non so se la tua amica ha figli, magari c'è qualche situazione che un pochino lo turba ancora. E lei insomma sente questa pressione con qualche lacrima, questa sì, linea è perché, presente. sai, noi stiamo guardando le intenzioni di lui e dobbiamo dire che tutto sommato in questo momento le intenzioni ci sono, ma sono più legate a un'avventura, qualcosa di più fisico, piuttosto diciamo che come dicevo in quella serie TV, una botta e via. Addirittura, no, dai, però ecco, diciamo che l'impegno proprio non è che... Esatto, non è che c'è grande trasporto, perché non è pronto per un impegno. Esatto, non è pronto per un impegno. Nel prossimo periodo, perché se non mi denunciano. Nel prossimo periodo, però, nonostante questo suo atteggiamento, sembra ritornare un pochettino sui suoi passi, ma avere grosse crisi di non sapere bene che cosa vuole veramente, cosa gli convenga fare. Tra l'altro, lui sarà particolarmente ostacolato da altre persone, quindi gente che lo terrà sott'occhio, che lo controllerà, o pettegolezzi, cose che gli possono arrivare all'orecchio, ma altre persone poi anche lui che magari si guarderà, intromettono, esatto, perché ci sono degli interessi, perché vedi c'è la carta del denaro, quindi insomma... Ma sai, onestamente, adesso noi le mettiamo giù sul ridere, no? Ma visto che tu ci interpelli per terze persone, noi non conosciamo queste persone, ma diciamo che le sibille interpretate così ci fanno capire che insomma prima che lui comprenda le sue intenzioni, passerà un po' d'acqua sotto il ponte. Esatto, cioè la Hilde sta indorando la pillola dicendo che insomma non è certamente il principe azzurro, diciamo così. Comunque non subito. Non subito, almeno... l'esito dà molte più aspettative, quindi esatto. Lui nel tempo si convincerà che questa cosa merita la pena di essere vissuta. Però attenzione, potrebbe essere anche l'entrata in scena di... ma noi stiamo guardando le intenzioni di lui. Sì, beh, il finale è grandioso, diciamo così, però è un diesel. Per scaldare i motori sto qua, le farà girare le eliche alla tua Maria. E quindi la Maria deve armarsi di acqua santa pazienza. Sì. Alla fine sarà un bel risultato, perché vedo l'entusiasmo, vedo che lui... Quindi l'iniziale attrazione si può trasformare effettivamente in un sentimento più stabile, però ragazzi, ci vuole una santa sai quante parole dette e rimangiate dirà nel frattempo? Quante lacrime sotto i fiumi, sotto i ponti. Sì. Sì, ho sbagliato. Sì. Andiamo avanti con la prossima domanda. Prego. Sì. Allora. Dai Vicky, fai una domanda perché io adesso devo tutte queste notifiche che vengono su. Allora, troverò i soldi nascosti. Dai, questa mi piace come domanda. Ok, il nostro Baldassarre, dove è qua? Il nostro Baldassarre, eccolo qua. Ci sei, Baldassarre? Se ci sei, Baldassarre, vediamo se trovano nascosti. Io devo andare a fare quel consulto. Sì. Va bene. Controllo io. Sì. Allora, vediamo per Baldassarre. Intanto, per favore, Baldassarre, dimmi che ci sei, che rispondo a te.
Ci sono, bravissimo Bravo, Baldo, bravo, si è firmato Baldo. Allora vediamo un po', 14 agosto del 62, vediamo se trova questi benedetti soldi nascosti. Sarebbe carino sapere da chi, o se li è nascosti lui, non si ricorda più dove, vediamo. Allora. Mamma mia, ti stanno facendo disperare, eh? Vediamo un po'. Ma sei sicuro che siano ancora nascosti questi soldi? La zia, a me sa che c'è già passato qualcuno. Guarda qua. Hai una sorella, hai una cognata, una cugina. Qui c'è già passato qualcuno, Baldo. E se non è già passato adesso, ci passerà. Qui si capisce, sembra cos'è, li ha nascosti prima di avere un grave decadimento di salute, sembra ci sia di mezzo anche qualche notaio, quindi deve essere avvenuto qualcosa di anche più ufficiale. Non so se è volata in un'altra dimensione questa zia, però guarda che anche se ti stanno dando una mano e sembra quasi a cercarli, o ci arriva prima qualcun altro, io non credo, qui c'è il ladro, capisci? Può essere che arrivi qualche notizia però che ti dia qualche aspettativa o la possibilità effettivamente di o un altro piccolo dono che ti può provenire sempre da questa zia, no? Però guarda, vedi che sospiri falsità, vuol dire che ci sono delle speranze ma non sono autentiche, sono false speranze. In ogni caso sembra che ci siano delle cose nascoste o non dette riguardo questi soldi. Non lo so, non vedo, sai, sarei stata più tranquilla se avessi visto l'omino che raccoglie la rete o se avessi visto la carta della costanza che è la carta della dote. In questo caso non mi sento di darti un sì completo perché io vedo che probabilmente ci arriva prima qualcun altro a questi soldi. Vedi? Si vede che li cerchi, si vede che li cerchi, che probabilmente ti erano anche stati promessi, però non lo so. Qui probabilmente ti arriverà qualcos'altro dalla zia, ma questi soldi la vedo dura. Allora, vediamo un po' di rispondere ancora a un'ultima domanda. Chi ci sarà? Vediamo. Buonasera, possiamo... Ma le gravidanze, così come la salute, preferisco rispondere nel consulto privato professionale. Tra l'altro vi ricordo che un consulto ha un costo di 20 euro, una durata di 40 minuti. Potete prenotarlo contattandomi al numero che scorre in sovraimpressione dall'inizio della diretta, tramite WhatsApp preferibilmente o Telegram, perché se mi telefonate magari trovate il telefono staccato perché sono già in un altro consulto, non è detto che riesca a rispondervi, quindi scrivetemi e appena mi sarà possibile vi risponderò. Allora, vediamo un pochettino. Sì, utente user ti vediamo, ma ancora non chi sei. Vediamo un pochino se, vabbè, rispondo a Vicky, Valentina, 13 febbraio del 90, se ci sei? La faccio sul lavoro, quindi è qua. Riesco a realizzare il mio progetto lavorativo, Valentina, 13 febbraio del 90, quindi fra pochi giorni Valentina tra l'altro fa anche gli anni, quindi ti regalo questa risposta, vabbè che l'avrei regalata lo stesso. Vediamo un pochino. Prego Baldo, leggo che ringrazia, mi fa sempre piacere intanto che ci siate. Vediamo un pochettino. Valentina, 13 febbraio del 90, se realizza il progetto lavorativo.
Allora, beh, il taglio parla di un'opportunità che però deve essere proprio costruita bene nel tempo, che debba prevedere comunque l'adeguato e opportuno sviluppo, ma anche la possibilità che ti stia accanto durante questo progetto un ragazzo, può essere un fratello, può essere un amico carissimo, una persona che sarà comunque condividerà con te questo percorso. Non voglio dire un fidanzato storico da una vita, perché se così fosse è diventato quasi un fratello questa persona. Il tuo compagno? Ok, va bene. Quindi il tuo compagno, che siete allora anche, come dire, collaboratori. Vediamo un po'. Allora, questo progetto, che probabilmente avete in cantiere già da tempo, inizialmente è nato un po' così, come quando si buttano là le cose, ma senza un grande fondamento, perché si vedono, vedi, falsità, deliranti, quindi si vedono delle situazioni poco chiare, quindi persone che magari hanno detto sì dai e poi dopo si sono tirati indietro o cose di questo tipo, quindi non c'era molta certezza. Le sibille partono con un clima di, così, di incertezza, di poca sicurezza e anche che può essere, può aver dato origine a dei gesti e degli atti impulsivi, quindi non sempre, cioè non è nato, diciamo così, con la maggiore serenità. Probabilmente fin da subito ha messo in disaccordo delle persone. Di fatto c'è comunque un incoraggiare da parte di una persona a te cara nel passato. Nel presente la situazione sembra essere ripresa, quindi come se si volesse veramente parlare di un progetto nel tempo, però purtroppo a mio avviso, e da come dicono le sibille, qualcuno che potrebbe essere intorno a voi o troppo vicino a voi si intromette in modo indiscriminato, quindi rischia di causare ostacoli, problemi, di impicciarsi dove non richiesto, di ostacolare, di non essere d'accordo, quindi sta creando effettivamente molte difficoltà. Probabilmente sta anche istigando delle discussioni, quindi sarebbe da identificare questa figura e da tenerla lontanissimo da voi, perché se vi è possibile è meglio. Quindi c'è effettivamente un qualche ostacolo importante adesso, nel presente. Quindi sta partenza che ritarda sarà quello che è il clima che si respirerà nel prossimo periodo. Quindi comunque ci sono troppi impedimenti, ostacoli nella linea del presente e anche nel futuro. Le modifiche che farete al progetto o i tentativi di avviarlo comunque saranno passibili di ritardi, quindi non è neanche ancora nel prossimo periodo. Questo però vi dà il tempo di riflettere bene su alcune situazioni e quindi anche su quello che desiderate veramente realizzare, quindi non è ancora una partenza. Successivamente la chiusura ci parla invece di come cambino alcune situazioni, come finalmente magari le ostilità di qualcuno concludersi, come alcuni anche aspetti burocratici amministrativi possano cambiare e probabilmente questo cambiamento nonostante tutto sarà in vostro favore. Quindi questo bambino, che voglio credere si tratti del vostro progetto, effettivamente è lì, quindi comincerà non facilmente, non presto e solo grazie ad alcuni cambiamenti importanti che probabilmente porterete in qualche modo al vostro progetto, perché o per un sacrificio o per una scelta razionale o in un modo o nell'altro, comunque effettivamente la cosa parte. Devo dire che
il clima di questo tempo e del prossimo periodo è veramente impegnativo e quindi dovrai armarti di tanta, tanta pazienza, soprattutto di renderti quella necessaria invulnerabilità per proteggerti da queste ingerenze che si vedono e che causano molte, come dire, incomprensioni grazie proprio a posizioni diametralmente opposte. L'esito ci dice finalmente vai, ce la fai, perché vedi che non solo è una riuscita e quindi un superamento di tutti gli ostacoli, gli impedimenti che vedrai da questo momento in avanti e che già devo dire che sono cominciati insieme al progetto. Quindi c'è finalmente lo sblocco e l'avvio di tutto quello per cui vi sarete nel frattempo sacrificati, impegnati nel costruire e sembra anche che si aprano altre opzioni, altre alternative, quindi c'è anche la possibilità proprio dell'inaugurazione, cioè si vede proprio l'inaugurazione, si vedono i momenti belli, si vede anche il coinvolgimento di qualcuno della famiglia, probabilmente c'è una persona nel vostro entourage, un uomo in particolare, un uomo che vi darà una grande mano in qualche modo e che appartiene alle persone intorno a voi, potrebbe essere un vostro genitore, potrebbe essere anche uno zio, un investitore, qualunque tipo di persona che però appoggerà in modo molto importante il vostro progetto nel futuro. Quindi assolutamente ce la farai, ma non nell'immediato e ci sono ancora un bel po' di impicci. Un bel po' di impicci. Comunque molte cose cambieranno in positivo per voi, proprio a livello burocratico. Bene, io per questa sera, visto che ormai anche il Marietto ci ha già salutati, vi saluto anche io, vi ricordo l'appuntamento di martedì alle 21:15, sempre con la sottoscritta, vi ricordo inoltre che se desiderate maggiori approfondimenti o un tempo più lungo da applicare, da usare insieme proprio per verificare tutti gli aspetti delle vostre situazioni, vi aspetto in privato. Vi ringrazio di cuore e buon proseguimento di serata a tutti e a martedì alle 21:15.